È Secondo così. te quali sono oggi, visto che ci ascoltano tanti imprenditori, tanti giovani imprenditori anche, gli errori sia dal punto di vista imprenditoriale generale e poi anche sul marketing che tu noti che tante aziende fanno? Sia a livello imprenditoriale, ma anche poi, visto che oggi parleremo anche di marketing, lato marketing cos'è che si sbaglia? Quello che si sbaglia è che non c'è buon senso. Loro fanno tantissimi cose che non sono di buon senso e Okay, dunque comincia per il nome. Ci sono tantissimi, brand, con nomi complessi, impossibili da memorizzare, che non significano niente, eccetera. Io ho sempre detto: "Se tu non hai soldi, se tu comin" allora, l'altra cosa che voglio dire è bene di non avere soldi, okay? okay, Questo mi sembra Hai importantissimo. ragione. Quando ho creato la mia azienda, avevo veramente pochissimo e anche, veramente, se, ci ho sempre pensato, ho preso dei rischi pazzeschi, perché non avevo soldi, i miei genitori non avevano soldi, un colonnello e una professoressa non avevano soldi, certo. non avevo la camicia, come si dice in italiano, Certo, okay. Dunque ho dovuto partire da zero, no zero perché avevo il cervello, avevo l'educazione, avevo i valori, ma senza soldi. Dunque penso che la cosa buona è di partire senza soldi, ok? Perché se hai soldi, allora vai a sprecare questi soldi. Ok, Verissimo. e penso che siete d'accordo Sì, con sì. me. La seconda cosa, come ho detto, il manco di buonsenso. Prendi un nome che nessuno capisce che cosa fai, ok? E dunque sei obbligato di investire in pubblicità per spiegare che cosa fai, ok? Che cosa è il tuo nome. La distribuzione italiana è fantastica per questo. Sono passato questa mattina prima di arrivare qui, sono andato al centro commerciale, c'è per dormire, poltrone sofà, materassi. La distribuzione italiana ha un grande buonsenso, ok? Ma che in tantissimi altri settori non c'è. Okay? Okay. Dunque il nome deve significare quello che fai.